Vittoria secca per 3-0 ieri del Treviso contro la Giacomense. La squadra di mister Zanin si riprende così il secondo posto in classifica solitario. Impresa ieri del Treviso sul difficile campo della Giacomense. 3 reti che scacciano via ogni dubbio sulla reale forza della squadra di mister Zanin, che punta diretta ai play-off di categoria. Una doppietta di Perna e un gol di Malacarne permettono al Treviso di restare secondo solitario in classifica. I 3 pareggi consecutivi sono ora solo un lontano ricordo. Il primo gol arriva al 10° del primo tempo con una bella azione in velocità di Gallon e Stendardo e Perna che appoggia facilmente in rete. La Giacomense si fa vedere con Ricci su punizione, ma è altissimo. 4 minuti dopo, dubbio intervento con il braccio in aria di Nobili. Un minuto dopo Paci si libera in area del Treviso e tira, ma Sartorello blocca centrale. Al 45°, gran gol di Malacarne con un sinistro da 25 metri che si infila nel 7. E purtroppo nel primo tempo si infortuna anche Bandiera. Nel secondo tempo ancora il Treviso protagonista. Al 51°, Perna sulla destra, palla in mezzo per Malacarne, sponda per Gallon, ma il tiro viene rimpallato. Al 53°, tiro cross di Paci, ma dal Rio non ci arriva. Al 61° arriva la doppietta di Perna, sponda in aria per Madiotto che serve Perna, al volo e palla in rete. Poi una timida reazione dei ferraresi, ma la palla finisce alta. Nel finale ancora il Cobra protagonista, ma Poluzzi respinge. Ultima azione per la Giacomense, cross di Gorini, Scaioli, ma blocca Sartorello. Una vittoria importante che ha dato valore anche ai 3 pareggi che abbiamo fatto. Quindi sono molto soddisfatto, comunque ho visto la squadra ogni domenica, anche queste ultime che abbiamo fatto, sempre volenterosa nel ricercare la vittoria.